Re è una raccolta di 130 brani che ho scritto tra il 2024 e il 2025. Sono brani in versi, nonostante non li possa definire poesia e io stesso non mi definisca poeta. Sono brani in versi perché mi permettono di dare respiro e anche il giusto tempo, il giusto ritmo a quello che racconto. È un linguaggio molto curato, molto ricercato, a volte anche complesso. Le tematiche sono le più varie, fondamentalmente sono tematiche esistenziali. Un aspetto a cui tengo particolarmente è la cura appunto nel linguaggio, una cura anche nella realizzazione complessiva dell'opera, perché ritengo che sia sempre più necessario che la letteratura, la poesia o la letteratura sia una forma di responsabilità alta. E pertanto credo che se si mette la giusta attenzione in quello che si fa, piano piano si va a contrastare anche quella che è un po' l'inciviltà, è un po' quello che stiamo vivendo, ecco, in questi tempi, una certa forma di degrado. Indubbiamente la letteratura deve avere una forte componente comunicativa e quindi cercare di essere il meno trasparente possibile, il meno possibile legata alla comunicabilità, diciamo anche banale se vogliamo a volte, quindi per assecondare quelle che sono un po' le regole del mercato. Sì, ecco, quindi la letteratura, lo scrivere deve sottintendere sempre una grandissima responsabilità e non essere legato solo ed esclusivamente a un gesto meccanico, ecco, se vogliamo. Barré è stato un'opera molto complessa anche nella sua realizzazione, è un'opera che io ho sofferto moltissimo proprio personalmente, quindi è nata da una scrittura necessaria, quindi la ritengo un'opera davvero vera nel vero senso del termine, proprio perché è nata da una mia necessità personale. E Barré fa parte di un progetto più complesso. Nasce, come avevo già anticipato precedentemente, con la presentazione sempre qui alla Libreria La Bassanese della mia prima opera edita, cioè 12 anni, che fa parte di una trilogia, quindi è un progetto piramidale se vogliamo. Dopodiché ho già in programma un nuovo progetto, però questo si completerà con la prossima opera che è in fase di concepimento e che andrà a chiudere quindi questa trilogia.